Bentornati, siete ancora una volta insieme a Laura Croci e stiamo tornando a Treviso per chiacchierare con un ospite che è già passata dalle nostre parti e ci ha parlato appunto di iHome, questa realtà che si occupa, almeno fino a poco tempo fa, si occupava esclusivamente di locazioni turistiche, ma che oggi insomma si sviluppa e si evolve in qualcos'altro. Ma partiamo dall'inizio. Bentornata a Fulvia Vianello, grazie mille di essere con noi. Ciao Laura, grazie di questa opportunità e sono felice di essere di nuovo con voi a raccontarvi della mia iHome. Allora, iHome che è partita insomma con le locazioni turistiche, ma che sta portando avanti un progetto nuovo, vero Fulvia? Sì, certo. Allora, questo progetto nuovo nasce con il primo lockdown, quindi un anno fa, quando ormai avevo capito che la situazione sarebbe durata molto a lungo. Ho deciso, e il nostro business sugli affitti turistici ovviamente stava soffrendo tantissimo, ho deciso che bisognava fare qualcosa e che il mio lavoro, il mio business non sarebbe dovuto dipendere solo e esclusivamente dal turismo. Per cui, allora ti spiego un po' chi sono io. Io nasco come architetta, ho fatto l'architetto per 10 anni, dopodiché sono diventata agente immobiliare, ho avuto 2 agenzie immobiliari per altri 8 anni e adesso opero nel settore turistico da 7. Per cui io diciamo che la filiera del mercato immobiliare la conosco molto bene da vari punti di vista. Così costretta in casa è nato questo desiderio di creare qualcosa di più grande e questa immobilità del mercato mi ha dato l'opportunità di sviluppare quello che adesso vi andrò a raccontare. Quindi cosa ho fatto? Ho reinterpretato il mio business in un'ottica un pochino più internazionale, applicando il concept di hub. Hub in inglese vuol dire fulcro. Fulcro è una centralizzazione che è applicata nell'ambito business, diciamo, crea una realtà diversificata e quindi così nasce iHome Hub, che comprende 3 diversi brand. iHome B&B, che è praticamente quello che ho fatto fino adesso, quindi sulla gestione degli affitti turistici nei centri storici di Treviso, Venezia e Padova, quindi il mio territorio. Ed è una gestione a 360 gradi dove comprende tutto ciò che è accoglienza. Dopo ho il mio nuovo brand che è appunto iHome Investments, che è questo mio nuovo progetto che è nato per investitori immobiliari e che aiuta l'investitore a 360 gradi a investire senza doversi occupare di nulla. Quindi io gli trovo l'immobile, per ora è sul centro storico di Venezia, quindi io gli trovo l'immobile, glielo vendo, glielo ristrutturo, glielo arredo, glielo allestisco e glielo gestisco, quindi senza dare nessuna preoccupazione a lui, poi con una gestione e con un ROI garantito alla fine appunto della filiera. Quindi questo progetto è abbastanza ambizioso, però per fortuna sono riuscita a creare una squadra valida con cui realizzarlo. E poi c'è la iHome Immobiliare con la quale vendo immobili, ma non è un'agenzia immobiliare diciamo classica. Esatto, ma più incentrata con attenzione particolare alla presentazione e al marketing degli immobili, quindi facendo l'home staging. Ma appunto tutta questa realtà la conoscerete molto meglio nelle prossime interviste, in cui uno alla volta i miei collaboratori vi racconteranno che cosa loro nello specifico fanno per il nostro progetto, cioè per la nostra hub. E noi non vediamo l'ora che arrivino i prossimi appuntamenti perché sento, come dire, profumo di opportunità, appunto grazie a questo progetto che ci hai anticipato in questa chiacchierata, Fulvia. Io nel frattempo invito tutti coloro che ci stanno seguendo e che sono curiosi quanto lo sono io a contattare appunto iHome utilizzando i canali che vedete qui sotto in sovraimpressione e mi raccomando ragazzi non perdetevi anche i prossimi appuntamenti. Fulvia, grazie mille di essere stata con noi oggi, non vedo l'ora che arrivino anche le prossime puntate. A presto Fulvia. Benissimo, grazie Laura e a presto. Ciao a Ciao. tutti.